Questa graphic novel è composta di 3 racconti e nasce dal primo racconto che dà un po' il via a questa riflessione. L'arte può aiutare chi vive la guerra, aiutare a superare i drammi della guerra. Nasce dal fatto che c'erano questi pittori che venivano mandati al fronte, quelli austriaci addirittura avevano una fascia con scritto Kunst, arte, ma c'erano anche negli altri eserciti. Questa storia, nel momento in cui l'ho affrontata per la rivista inglese di David Lloyd, mi ha sottolineato la questione che da disegnatrice sentivo tanto. Che cosa ci stiamo a fare noi disegnatori e artisti in generale? Di conseguenza la seconda storia mi è venuta spontanea scoprendo questa scultrice americana che ha dato la faccia a quelli che l'avevano persa in guerra nel territorio francese. La terza storia ritorna sul fronte austro-italiano, sull'altipiano, però questa volta un po' dalla parte degli italiani, diciamo, ma con un rapporto con il soldato austriaco, una storia vera, un episodio piccolo e reale, ma dove ho voluto inserire la canzone. E avevo pensato alla poesia come terza arte, sentivo la necessità del trittico, però ho capito poi, facendo un po' di ricerca, che in realtà la poesia era qualcosa di molto privato, la canzone era il vero supporto per i soldati, sia di comunicare cose che forse non si potevano sempre dire o comunque che avevano voglia di dire, sia di consolazione e liberazione. Una graphic novel come quella di Laura Scarpa, soprattutto in questo momento, è di un'importanza, oserei dire, fondamentale, non solo per la figura di Laura e per la gioia di averla presente in questa giornata, soprattutto nel 40ennale esatto della sua attività, nell'omaggio che le è stato fatto per adesso solo a Napoli nel corso del Comic Con, e quindi un omaggio in regione è molto molto importante per una presenza veneta, ma soprattutto perché un libro che parli in questa maniera della Prima Guerra Mondiale, nel centenario della guerra, e in una maniera che può essere spiegata semplice attraverso le piccole storie comuni, le storie dei pittori, degli scrittori, di chi per salvarsi dalla violenza della guerra prendeva in mano un foglio, una matita e disegnava, prendeva in mano una penna e scriveva le sue impressioni, testimonianze che sono ancora fondamentali per capire questo periodo storico e che Laura Scarpa nella sua opera riesce a recuperare in pieno con uno stile oltretutto acquarellato, quindi uno stile molto delicato, in pieno contrasto con quello che viene narrato, e in un formato che per una graphic novel è un formato difficilissimo, che è il formato orizzontale, che sono veramente pochi, tra i quali il grandissimo maestro Ugo Pratt, a saper usare e onorare nella giusta maniera. Il fumetto da sempre è un media, secondo me, molto molto importante. E racconta delle storie ed è il modo migliore per poter appunto raccontare anche la storia all'interno di alcune storie. È sempre stato fatto nel cinema e il fumetto alla fine è uno strumento di narrazione per immagini. Come tale, come per il cinema, anche il fumetto ha pubblicato una serie di volumi di opere importantissime, basta pensare al Maus di Spiegelman, per raccontare la storia vera attraverso un metodo anche più accattivante, secondo me, per poter poi raggiungere più persone. L'opera di Laura si inserisce proprio in maniera a piedi uniti, mi viene da dire, proprio in questo discorso, no? Perché è il modo di poter raccontare la Grande Guerra, tra l'altro tante volte magari non raccontata tanto, ecco, però è un passaggio fondamentale, insomma, che è giusto che abbia anche in questo caso la possibilità di essere riproposta, riraccontata, qui graficamente, con il talento della Laura, che è un talento incredibile, una grandissima soprattutto narratrice, secondo me.